un interessante convegno oggi che parla di tematiche relativamente al digitale con un riferimento anche all'intelligenza artificiale. Insomma, un momento importante questo. Sì, è un momento importante perché è l'avvio in realtà dei patti digitali, che sta ancora prima dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale adesso è arrivata, è un po' ci ha colto di sorpresa, Sì. ma i patti digitali ha uno scopo più che altro preventivo, quindi le famiglie, gli enti, le associazioni, la Chiesa, tutte le strutture si mettono d'accordo per avere consapevolezza, una maggiore consapevolezza nell'educazione sul digitale. I bambini non possono assolutamente, gli adolescenti, avere in mano un oggetto, che sia il cellulare o comunque schermi. Qua si parla del digitale a 360 gradi, per cui l'intelligenza artificiale è un piccolo aspetto, ma di qualche cosa che è più largo e più profondo. È necessario insieme riprenderci il nostro ruolo educativo e lavorare insieme cercando degli accordi. Sono piccole regole, semplici, però regole condivise. Hanno la loro efficacia solo se in una comunità, un villaggio, per educare un bambino ci vuole un villaggio, e quindi una comunità si prende carico dell'educazione del bambino, ma questa comunità deve parlare, si deve mettere d'accordo e deve essere d'accordo sui punti, quali sono quei punti essenziali. Sicuramente un'educazione condivisa è più efficace. Ecco, cita il manifesto un'alleanza educativa per un nuovo umanesimo. Ecco, lei darà il suo contributo a questo dibattito. Più che un contributo, una riflessione e un attento interesse. Spesso si parla di alleanze educative e ben ci sta su questo mondo nuovo che abitiamo. Ciascuno lo abita a modo proprio, in qualche modo, ma certamente il mondo digitale è un mondo che va abitato e va abitato bene, però va abitato bene. Un'iniziativa, un progetto questo che penso che oltre a farci stare, come dire, in rete, ci possa permettere di fare rete. Questo in fondo sono le alleanze, no? Trovare punti di incontro su cui confrontarsi e proporre, rendere un'offerta, in questo caso educativa, che possa concorrere a una umanizzazione. Mi piace il, chiamiamolo sottotitolo se vogliamo, un nuovo umanesimo, e l'impegno assunto tra l'altro dalla Chiesa italiana nel convegno delle Chiese d'Italia ormai di qualche anno fa, no? In Cristo il nuovo umanesimo. Io continuo a pensare che la figura di Gesù di Nazareth, per i credenti figlio di Dio, sia veramente un modello su cui improntare le nostre relazioni. Rende un nuovo umanesimo, un umanesimo che ci permetta di cogliere il meglio e il buono di questo sviluppo digitale e saperne evitare i rischi che ci sono. Ieri è stata celebrata la giornata contro la pedofilia e la pedopornografia, un mondo vastissimo questo qua, dove si può incontrare veramente di tutto, da crimini efferrati ad adescamento. Ecco, un'alleanza educativa, genitori, scuola, comunità civile, comunità ecclesiale. Questa iniziativa è un'iniziativa molto bella, molto utile, necessaria, perché oggi i bambini e i ragazzi sono molto lasciati da soli davanti agli schermi, ai social, ai device, quindi hanno bisogno sicuramente di un accompagnamento, che è l'accompagnamento dei genitori e l'accompagnamento della famiglia. Quindi pur avendo i social e appunto i cellulari una grande utilità
al giorno d'oggi, però è anche vero che presentano dei rischi, quindi noi dobbiamo tirare fuori da questi strumenti il meglio affinché diciamo, non producano effetti collaterali, diciamo così, per i nostri piccoli, i nostri ragazzi, affinché i nostri ragazzi possano crescere serenamente appunto con una guida efficace. Assessore Marco Vullo, Comune di Agrigento, oggi si discute di patti digitali in questa iniziativa a cui lei è uno dei relatori, organizzata dall'Associazione Generazioni Consapevoli. Abbiamo colto positivamente l'invito dell'Associazione Generazioni Consapevoli rispetto ad un tema, quello dei patti digitali, che va a toccare una questione molto importante, cioè l'uso corretto delle tecnologie, soprattutto nei bambini e nei ragazzi. E quindi un momento di confronto, un momento di mettere insieme le istituzioni, le associazioni, gli enti preposti, tutte quelle misure corrette per evitare un uso sbagliato proprio di questi mezzi e che, come ben sappiamo, sta rendendo un po' nella generazione nuova dei ragazzi, dei giovani, un serio problema. Da questo punto di vista non dobbiamo noi dire che la tecnologia è sbagliata, dobbiamo saperla usare e gestire nel migliore dei modi. E attraverso che cosa? Attraverso dei patti digitali, quelli che oggi presenteremo. Il Comune di Agrigento su questo tema c'è, stiamo ragionando e siamo quasi arrivati ad un protocollo d'intesa con l'Associazione Generazioni Consapevoli, perché ci crediamo fortissimamente a divulgare queste informazioni e a rendere il più possibile il progetto vivo e interessante per la città.